Marca e turismo, valorizzazione dei nostri centri storici innanzitutto. Se ne è parlato in una conferenza di studio a carattere provinciale per definire opportunamente i problemi riguardanti le iniziative promozionali, i compiti di istituto e la complessiva politica di valorizzazione. In questa situazione prendersi cura dei vari centri, delle bellezze turistiche della nostra provincia è ovviamente fondamentale. Lino Innocenti, presidente dell'amministrazione provinciale di Treviso. Quali ipotesi di intervento per i centri che stanno morendo nella nostra Marca? Ma bisogna individuare le cause innanzitutto di questa agonia ed evidentemente bisogna agire sulle cause. Se per esempio la causa è data dal fatto che diventa impossibile coltivare o diventa antieconomico coltivare, occorre trovare nuove attività che siano compatibili con la loro vita. In altri casi bisogna consentire per esempio un'edificabilità che oggi è pressoché proibita in case decenti, quindi favorire. Noi abbiamo un caso per esempio a Coralbrigo che è bellissimo, stiamo studiando come riuscire a vitalizzare un borgo in cima a una collina splendida con 400 abitanti ma che va calando rapidamente. Se non vogliamo spopolarlo, se non vogliamo avere solo gli alberi, bisogna pensare, e lì per esempio il problema è quello proprio delle abitazioni. Ecco, l'amministrazione provinciale intende promuovere un progetto o studiare un progetto a questo fine? Quella nostra iniziativa di cosiddetti mutui per i centri storici, occorre ricordare che molti, quando si dice centro storico si pensa a Conegliano, Vittorio, in realtà i centri storici sono stati classificati 400 in provincia di Treviso e quindi molti di questi paesi, di questi borghi sono considerati centri storici, quindi la possibilità di intervenire sulle case con un mutuo agevolato, Cassamarca, provincia e comune, è uno degli strumenti per poter intervenire. All'incontro sono intervenuti i rappresentanti delle aziende di promozione turistica di tutta la provincia, dei vari enti e categorie sociali, tutti impegnati nel ricordarsi che la Marca significa anche turismo.